Con il presidente dell'ASMES Paolo Poddighe, secondo appuntamento di questo tour che il vostro ente ha promosso e propone naturalmente in tutta la Sardegna per un obiettivo comune che è quello di riappropriarci un pochino anche di quello del discorso famiglia. È il secondo incontro, dopo quello bellissimo di Porto Torres dove c'era l'olimpionico Mauro Nespoli, abbiamo deciso di spostarci e andare in un'isola, nell'isola che è la Maddalena, anche perché il progetto Sport e Famiglia è una sinergia vincente e quello nazionale è giusto che arrivi anche nelle periferie, che non rimanga solo nelle città metropolitane o nei grandi centri, ma che vada a trovare quei ragazzi che hanno poca opportunità di potersi confrontare o sentire delle storie da dei campioni, e questo è quello che a noi interessa ed è lo scopo anche di quello che è la missione dell'ANSES, di dare a ognuno di noi che ha avuto un grande passato nello sport un contributo delle proprie esperienze e un messaggio dove lo sport indica che lo sport è effettivamente uno stile di vita corretto. Oggi il testimonial è un personaggio di quelli che c'è davvero care, no? Perché Jeff Onorato l'abbiamo accompagnato in tutti questi anni, peraltro già in precedenti esperienze, vedi il CIP e tante altre manifestazioni che lo hanno visto protagonista a livello davvero non solo nazionale ma internazionale. Sì, Jeff è un grande personaggio e non a caso noi siamo venuti qui alla Maddalena, che è la sua casa, ma allo stesso tempo per far conoscere e farci raccontare le storie da un grande campione che della sua disabilità ha fatto una forza proprio nell'attività sportiva, e dunque è un messaggio di grande richiamo per tutti i giovani. E credo che anche questo incontro con l'attività paralimpica vada nella direzione di quello che è poi il progetto che è stato finanziato anche dalla Fondazione di Sardegna, che proprio indicava la parte dell'attività sportiva sia olimpica che paralimpica, essendo figli della stessa madre, che è l'attività sportiva e l'attività motoria in generale. E noi la racconteremo. E noi cercheremo di raccontarla proseguendo questo tour per arrivare poi, ricordo, a Sorgono il 23, il 29 a Quartu e in dicembre a Oristano, e chiuderemo questa parte dell'anno con un grosso percorso, un bel racconto, e speriamo di poter proseguire poi nel 2024 con tante altre città o paesi della Sardegna.